Tronfio ancora. Là pure era grossissimo. Esatto. Un baobab. Lei deve essere onomatopeico. Scusi. Cerchi di essere onomatopeico. Io sono un galantuomo Che c'è? Però lei deve essere un galantuomo onomatopeico. E com'è? Cioè lei deve far capire attraverso il suono delle sue parole quello che noi stiamo immaginando. Questo baobab. Ma un pub. Baobab. Ma il pub, che è scritto pub. Non è che la gente ci va a dire che si piglia. Quello è il pub. Questo è il baobab. Baobab. E mi spuntano gigantesco. E mi spuntano. Questo era tutto tronco. Sì. E mi spuntano rami dappertutto. Un albero vero, rami che mi spuntavano di qua, rami grossi, rami di qua, rami di qua, poi rami di qua, rami grossi, rami di qua. Un ramo grossissimo, lei sa dove? Certo, quello è il più grosso di tutti. Un ramo grossissimo. Chissà perché lo immaginavo tutto questo, sì. E subito, ma cosa ti pare? Subito ci fanno i nidi 3 passeri. Là, ci fanno il nido di sopra. Su questo ramo. Su questo ramo grossissimo. Quello più grosso di tutti. Quello più grosso di tutti, che più o meno stava del centro della circonvallazione della lunghezza a metà strada. Nella rosa. Là? Bravo. Bravo. Per sapere, L'ha giusto capito. per essere precisi. Ha capito. Giusto per essere precisi. Ha sa. capito perfettamente. Perché casomai qualcuno a casa capisce un'altra cosa. Ho capito. Quindi io divento un albero. lei diventa un albero. Lei di chi era vicino a me e fece un colpo di pum. Io scoppiavo. Sono esploso. Addirittura. Tipo una bollicina di sapone, tipo una bollicina, pum, con te nicchie di fumo. E di fumo, ma le parole. Vabbè, insomma. Che io non mi dice, sono tutto smarancuto, questo soggetto individuo. Io non lo so dove andrà a parare. Vabbè. Arrivato a un certo punto io, da questo che era un albero, c'era una vallata davanti a mia, vicino, e c'era una casetta che ci usciva il fumo dal camino. Sì. No, dal camino, che un camino era dei... Dal nomignolo. Dal nomignolo, sì. Camignolo. Comignolo. Dal comignolo. Sì. Comignolo, questo fumo. Non lo dica più perché non lo sa dire e fa capire altre cose. Non lo dica più. Da lì. Usciva questo fumo, questo paesaggio bellissimo. E all'improvviso lei non ci crederà. No, non ci crederò. I 7 nani! Spuntare i 7 nani che se ne stavano andando nella casetta! Tutti i 7 nani, tutti e 5, avevano una sua faccia. No, precisa. Tutti e 5 no. Erano tutti. Tutti, 7. Nannolo, piglio, l'acchiappolo, mungio e stringo. Tutti pari. Tutti quanti. E avevano tutti la faccia mia. Tutti con la sua faccia, calenti, tutte quante. Aspetta. Siccome io sono cresciuto con altre fiabe, e credo che anche il pubblico sia cresciuto con altre fiabe, come si chiamavano questi nani? Nannolo. Pigliolo. Mungiolo. Acchiappolo e stringiolo. Vabbè. Questi erano i nani della sua fiaba, del suo sogno. Magari Cutolo c'era. Che nano era? Era il mafioso. Nano mafioso. Il più prepotente di tutti. Cutolo. Basta, questi nanetti, io appena li visti con tutti i rami, arrestai perché disse, ma guarda che è una cosa di magia. Questi nani arrivano davanti alla porta, da finestra guardano, perché dentro c'era Biancaneve c'era dentro, che si stava facendo il bagno. Andava vasca chi da zingata. Sì. E i nanetti guardavano? Porcellini! Certo. A dire Topolino, no. Si misero da finestra e si misero, siccome c'era solo un pezzettino di spazio dalla tendina, e si misero uno dietro l'altro. C'è chi lo tagliava, dice, e assettata andava vasca nuda. E chi di dietro, e assettata andava vasca nuda. Chi di assettata andava vasca nuda. E assettata andava vasca nuda. Si passavano l'informazione. Sì. C'aveva la schiuma che la copre tutta, c'aveva la schiuma che la copre tutta, Ora si sta sciacquando, se lo ha un poco di schiuma sopra una menda, sopra una menda, sopra il seno. Se lo ha schiuma sopra una menda, se lo ha schiuma sopra una menda. Mi se lo ha schiuma su tutte e 2 le mende. Due sono, certo, 2, certo. Se lo ha schiuma su tutte e 2 le mende.
Si sta alzando! E chi... Macareo! Senta, Porcelloni! la prego, per favore. E questo era tutto il suo sogno. Cioè lei mi ha tenuto qui, e ha tenuto qui impegnato il pubblico dell'ABC e il pubblico a casa per raccontarci queste cose. Vabbè, guardi, facciamo a questa maniera, fermiamoci, guardi, fermiamoci. Lei la notte deve dormire sereno, deve smettere di fare questi sogni dove io sono sempre il protagonista, ma può Che essere... posso fare, signora Rossi? Io penso, perché l'ultima cosa che penso io è lei. Ah, quindi lei prima di andare a letto No, io penso a altre cose. pensa ad altre cose, ma l'ultima sono io. Cosa, e lei sicuramente l'ultima cosa sogno io. Questi due pensieri si incrociano, fanno ruppo, e nascono. Allora, intanto le faccio fare un applauso, perché se lo merita il signor Enrico Guarneri.